Buonasera a tutti, bentornati a Noi Chiesa, lo sguardo della nostra emittente sulla vita della diocesi di Chiavari. Iniziamo con la consegna del mandato catechistico da parte del Vescovo in cattedrale a Chiavari. Insegnare il Vangelo ai più piccoli è un servizio alla Chiesa ed una vocazione, ha detto Monsignor Tanasini durante la messa, dopodiché ha invitato a studiare e a comprendere meglio il progetto catechistico diocesano. Vediamo allora il primo servizio. Che impariamo, Signore, da te, che più grande chi più sa servire. Il catechista risponde ad una chiamata che lo impegna per tutta la vita. Non lo fa soltanto perché gli piace o perché dà un qualche potere educativo. Nel consegnare il mandato in cattedrale, il Vescovo ha spiegato che il catechista è una vocazione e per questo è chiamato all'umiltà del servizio e ad essere testimone del Vangelo con la sua vita. Non si può essere catechisti senza aver fede, senza vivere la vita cristiana. Non si può essere catechisti trascurando la messa domenicale, cioè il centro della vita cristiana. Non si può essere catechisti perché non si può essere in questo modo testimoni. Monsignor Tanasini ha poi affidato un compito, un cammino di crescita, ha detto, studiare e conoscere a fondo il progetto catechistico offerto dalla diocesi. Lo chiedo ai sacerdoti, lo chiedo ai catechisti, giovani e anziani, anche agli anziani, perdonatemi se insisto. Abbiate la bontà e l'umiltà di studiare questo progetto, perché fino adesso è stato un po' snobbato, dicendo appunto ma noi lo sappiamo già, noi sappiamo cosa fare. Abbiate pazienza. Se c'è un nuovo progetto, che ormai sono alcuni anni che è stato dato, provato, io vi chiedo di prenderlo sul serio. Rispettare le regole sì, ma senza smettere di essere creativi nell'annunciare la parola. Il Vescovo, infine, ha ammesso di nutrire un grande affetto per i catechisti e li ha ringraziati per il servizio. Grazie per l'impegno che profondete, per il tempo che donate, per la fatica. E ora veniamo alla vita delle nostre parrocchie. Iniziamo dalla festa di Nostra Signora del Soccorso a San Bartolomeo della Ginestra, a Sestri Levante. Il Vescovo ha celebrato la messa solenne e ha invitato a rivolgersi a Maria nei momenti di difficoltà. In questa occasione ha chiesto di pregare per la Chiesa come indicato da Papa Francesco. Sentiamo. Noi vogliamo vivere la certezza che abbiamo una madre che è sempre pronta a venire in nostro soccorso. Abbiamo bisogno del soccorso di Maria perché tutti sperimentiamo la fragilità, anche quando siamo presuntuosi o ci crediamo autosufficienti. A San Bartolomeo della Ginestra il Vescovo ricorda l'indole di Maria di essere attenta alle difficoltà degli uomini. Nelle scritture la Vergine in più di un'occasione va in aiuto del prossimo. Lo fa con gli sposi di Cana, si preoccupa per la cugina Elisabetta. Un messaggio che la comunità vive intensamente. Monsignor Tanasini ha chiesto ai giovani di farlo proprio. La vostra comunità vive intensamente questa certezza e ve la trasmette. E questa certezza vorrei proprio che entrasse forte nella vostra vita. Qualunque sia il cammino che voi compirete, sapere che avete colei che vi soccorre, che vi sostiene. Nei momenti della debolezza, dello scoraggiamento, quando c'è il senso del fallimento, Maria è lì, c'è, non viene meno. I fedeli di San Bartolomeo della Ginestra si sono preparati alla celebrazione lungo un cammino composto di 3 parole: incontro, ascolto e accoglienza. La prima sera, aiutati da Don Paolo Bacicalupo, ci siamo fermati sulla parola incontro. La seconda sera, aiutati da Don Gian Emanuele, la parola ascolto. E ieri sera, aiutati da Don Federico Tavella, che ha presieduto i primi vespri, la parola accoglienza. Ecco, tenendo sullo sfondo la pagina evangelica dell'Annunciazione, ci siamo lasciati interrogare sulla nostra capacità di lasciarci incontrare da Dio e il nostro modo di incontrare i fratelli,
l'ascolto e l'accoglienza. E davvero c'è una scoperta bella che vogliamo ridirci, è che Maria, ascoltando e accogliendo, ha generato Dio. E allora anche noi, siamo chiamati ad accogliere per generare Dio nella nostra vita. Con la festa di Nostra Signora del Soccorso si conclude un'estate intensa per quanto riguarda l'attività della parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra e dell'oratorio, ma non si ferma qui. Dopo la festa della Madonna del Soccorso partiranno un po' tutte le attività pastorali della nostra parrocchia, e quindi parte il catechismo, tutti i vari momenti, e poi ai primi di novembre ci sarà l'inaugurazione dell'oratorio invernale per tutti i ragazzi. Che attività verranno proposte? Quest'anno stiamo lavorando, ci stiamo preparando per un oratorio invernale esplosivo, nel senso tante attività tutti i giorni. Al lunedì faremo delle attività di oratorio di creatività, al martedì ci sarà il pomeriggio il doposcuola, il mercoledì il corso di chitarra per tutti i ragazzi, e il giovedì ci riposiamo, il venerdì invece ci sarà il corso di chitarra e poi ci sarà il doposcuola tutto il pomeriggio dopo la chitarra, e il sabato, dopo il momento del catechismo, il momento dello stare insieme con i ragazzi, col gioco, la merenda, fino al termine della giornata, quindi 5 giorni intensi. Quanti ragazzi ruotano attorno a questa realtà? Dipende da giornate, soprattutto per l'attività del teatro sono una 50ina di ragazzi, mentre gli altri giorni un po' meno, forse un po' di più nella chitarra, però non è tanto il numero quanto è il desiderio di fare comunità, di fare famiglia. Loro sanno che tutti i giorni la porta è aperta, facciamo casa, facciamo famiglia nel nostro oratorio. Ad aspettarli, ad accogliere i ragazzi, gli animatori senza i quali questa attività non si potrebbe svolgere. Bravissimo, questo è importante, e questa è la cosa, di fare squadra, ma animatori di tutte le età, giovani, ragazzi e adulti. Sono giunti al termine i lavori di completamento alla chiesa e alla casa canonica di Campegli nel comune di Castiglione Chiavarese. Un grande motivo di festa dunque per la piccola comunità intitolata ai santi Rocco e Gaetano. Era presente il vescovo che ha impartito la benedizione dei locali. Sentiamo tutte le interviste realizzate. Campegli riparte dall'accoglienza. Dopo anni di attesa, la comunità ritrova la canonica completamente rinnovata, con 2 alloggi da affittare, si spera, a persone del territorio. Un percorso iniziato nel 2002 con piccoli lavori alla chiesa e alla copertura della canonica. Finalmente, in questi ultimi anni, abbiamo completato tutti i lavori sulla chiesa e anche un lavoro interno nella canonica, dove sono stati ricavati un paio di alloggi per poter adibire a foresteria e poter fare in modo che questa parrocchia potesse accogliere anche persone che vengono dall'esterno e poter in qualche modo anche avere un introito utile per poter finanziare anche manutenzioni future o anche finanziare comunque questo intervento che è stato abbastanza corposo. I fondi sono arrivati dalla parrocchia, dall'8 per 1000, dalla sovrintendenza, ma soprattutto grazie alla generosità delle persone di Campegli. A sottolinearlo il vescovo prima di impartire la benedizione. E quindi non posso non fare i complimenti per questo impegno che non è da tutti. Riferendosi ai 2 alloggi da affittare, Monsignor Tanasini ha spiegato che è segno di un grande spirito di accoglienza che contraddistingue una comunità aperta e generosa. È molto bello vedere davvero la comunità che si rallegra nel vedere appunto la canonica completamente rinnovata, ristrutturata. Ecco, proprio questa, perché il segno già della Chiesa è un segno importantissimo in mezzo a una comunità, e vedere che anche la canonica finalmente sarà abitata e questa dà veramente speranza. È proprio come si suole dire, una luce accesa, sapere che lì c'è qualcuno per le persone è una gioia grande. Quindi io personalmente
veramente ho raccolto, vedo negli occhi della gente tutta questa gioia e mi fa piacere e non posso che ringraziare, perché poi tra l'altro sono proprio l'ultimo arrivato qui e allora sono arrivato nel momento molto bello dove si raccoglie appunto il frutto di tanto sacrificio, di tanto impegno. Allora per la comunità è molto importante e quindi vorrei veramente ringraziare tutti quelli che hanno partecipato perché appunto questo lavoro sia fatto. Continuiamo a sostenere perché tra l'altro la parrocchia si è molto indebitata perché un lavoro come questo veramente ci è voluto tanto, però appunto contiamo poter anche arrivare a poter pagare tutto quello che ci è voluto, però siamo veramente contenti. Per oggi è un giorno di festa nel vedere proprio la canonica che riprende il suo splendore, anzi molto molto migliore di prima, e questo va naturalmente a quelli che hanno partecipato e non posso non citare Don Luigino Castagnola che ha iniziato, cioè ha trovato proprio un lavoro che si stava già facendo sulla chiesa, ma ha proseguito e l'ha concluso e l'ha fatto veramente nel migliore dei modi. I fedeli di Campegli non hanno dato una mano solo in termini economici, c'è anche chi ha contribuito realizzando piccoli lavoretti. Ecco perché l'inaugurazione di domenica è stata motivo di festa e di orgoglio per il paese. Oggi con tanto piacere siamo venuti qui a Campelli, nella frazione di Campelli, con la presenza del Vescovo e dei Don che hanno contribuito alla realizzazione di questa nuova canonica e di questi nuovi alloggi che andranno a beneficio di tutta la popolazione. Un sentito ringraziamento va alla Curia perché abbiamo preso i benefici e ai cittadini di Campelli che veramente hanno lavorato sodo tutti per poter arrivare a ottenere questo risultato. Per aiutare un po' la parrocchia perché la parrocchia è povera, poi è un paese piccolo, la gente è anziana e allora quelli un po' più giovani ci siamo dati da fare, abbiamo aiutato un po' con quello che potevamo. Siamo contenti del risultato, che sono venuti 2 bei appartamentini e ora speriamo di poterli affittare per recuperare qualche soldino. Rubata nel gennaio del 1983, è stata restituita soltanto in questi giorni alla parrocchia di San Giovanni Battista. Si tratta di una navicella in argento che viene solitamente utilizzata per contenere incenso. Era stata trafugata appunto 35 anni fa ed è stata ritrovata a Lucca dai Carabinieri di Firenze ed è ritornata appunto in parrocchia a San Giovanni Battista. Abbiamo intervistato Monsignor Enrico Bacigalupo, sentiamo. Scomparsa nel 1983, a fine gennaio, c'era ancora parroco Don Lelio Podestà e fu un furto pesante e gravoso e quindi davvero aver cominciato a ritrovare qualche traccia è questa una grande speranza che forse se il Signore vorrà si trovino anche gli altri oggetti. È tornata laddove era stata rubata nel gennaio del 1983 la navicella in argento raffigurante San Giovanni. In questi giorni i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale del Nucleo Operativo di Firenze hanno restituito alla parrocchia di San Giovanni Battista di Chiavari il prezioso oggetto utilizzato per contenere incenso e ritrovato dopo lunghe indagini a Lucca. Il valore sicuramente monetario è anche abbastanza alto, ma più che altro un valore di affezione e di sacralità. Ecco, sono segni questi che coloro che ci hanno preceduto hanno donato alla Chiesa, anche il lavoro degli artisti di allora, finemente cesellata, e quindi davvero diventa un segno che è bello che rimanga nella Chiesa a servizio e a testimonianza della bellezza. Un ritorno a casa per un manufatto antico e dall'importante valore economico e di fede. Per la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista si riaccende così la speranza di ritrovare altri oggetti trafugati quando parroco era Don Lelio Podestà. Nel 1983 fu rubato in San Giovanni tanto materiale d'argento, le rondini del crocifisso, i vari ricami argentei della croce e del crocifisso e poi tanti altri oggetti della sacrestia. Pensavamo davvero che non fosse più possibile ritrovare nulla, invece ultimamente siamo stati contattati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Firenze che ci veniva consegnata la navicella, questa opera d'arte bella in argento del 1800, ritrovata da loro nell'attività investigativa che compiono per i beni culturali.
Sempre a Chiavari si è svolto un interessante incontro con il pedagogista italiano Daniele Novara sul tema "Non è colpa dei bambini". Si è trattato di un momento di confronto sul tema dell'educazione. Secondo Novara, oggi il nostro sistema preferisce la terapia all'educazione, provocando problemi all'infanzia dei ragazzi. E poi la domanda provocazione: adulti, dove siete? L'intervista è di Don Luca Sardella. Ci può essere un legame tra i crescenti dati statistici sui disturbi neuropsichiatrici dei bambini e la fatica degli adulti ad essere adulti? Certo, è l'unico riscontro. Tutta questa pletora di disturbi neuropsichiatrici in continuo aumento sono al 90-95% soltanto deficit educativi di una generazione di genitori molto fragile, che non riuscendo a fare argine educativo, non riuscendo a creare il giusto perimetro educativo, le giuste abitudini educative, il giusto gioco di squadra educativo, non conoscendo anche le fasi di sviluppo dei figli, prendono lucciole per lanterne all'interno di un mondo sempre deficitario di notizie qualificate e anche scientifiche, e quindi i bambini vanno fuori uso, i bambini, i ragazzi si mettono in situazioni che poi vengono considerate malattie neuropsichiatriche, disturbi neuropsichiatrici. Al 95% secondo me assolutamente non è così, è la mia esperienza di lavoro. Se si interviene coi genitori a livello educativo, i bambini, i ragazzi vengono recuperati e non hanno nessun bisogno di finire etichettati. L'adolescenza di un figlio è uno dei periodi più faticosi che un genitore deve attraversare. Come non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento, anche dall'ansia, e che tipo di accompagnamento proporre? Ci vuole il padre, è l'età del padre, e la madre fa non un passo indietro, molti passi indietro. Se la madre è stata prioritaria, assolutamente prioritaria per tutta l'infanzia, il padre diventa indispensabile durante l'adolescenza. Se proprio il padre non c'è, bisogna che la madre in un certo senso si trasformi in un padre, è il paterno, creare quella giusta distanza, perché il figliolo non ha nessuna intenzione di essere controllato pedissequamente come un bambino, ha bisogno del giusto allontanamento, e questo allontanamento deve essere regolato mettendo i paletti, come il caso della paghetta: ti do 5 euro e non mi trasformi in un genitore bancomat. Educare è generare alla vita. Quanto è decisivo accompagnare e poi permettere che l'altro cammini con le sue gambe? Come dico spesso alle mamme, le mamme coraggiose sono quelle che consentono la libertà dei figli. Viceversa, ci può essere la madre appiccicosa che rischia di diventare morbosa, che spegne il figlio. Ecco, i genitori hanno un potere enorme sui loro figli, e quindi sta loro, invece che essere, come dire, la valvola di sfogo di tutte le incertezze, diventare la risorsa per cui ecco che il figlio con coraggio affronta la vita, affronta le sfide, affronta tutte le sue fatiche. Siamo nel cuore dell'ottobre missionario. La giornata mondiale di preghiera è in programma questa domenica 21 ottobre ed è un momento di riflessione per la vita missionaria della Chiesa, il cui tema verte sui giovani e la missione. In particolar modo lo slogan scelto da Missio Italia è "Giovani per il Vangelo". Nella nostra diocesi il momento di preghiera sarà la veglia diocesana, in programma domani, sabato sera alle ore 21, quest'anno nella chiesa di San Marziano di Carasco. Sentiamo l'intervista di presentazione con il direttore dell'Ufficio Diocesano Missioni. In un momento in cui la Chiesa riflette sui giovani, c'è il Sinodo in corso, il tema della giornata missionaria mondiale "Giovani per il Vangelo". In che senso si può riflettere su questo aspetto? Intanto è un desiderio del Papa di dare continuità e unità a tutte quelle che sono le espressioni della Chiesa, e la vita missionaria è proprio uno dei punti fondamentali, ecco, per la vivacità della Chiesa. E in modo particolare il Papa vuole guardare all'annuncio del Vangelo
come a quell'annuncio che tocca soprattutto i giovani, coloro che si stanno aprendo alla vita, perché proprio il Vangelo porti una lieta notizia ai giovani e siano proprio i giovani a portare questa lieta notizia con il loro fiorire, con la loro vita, con la loro passione, il loro entusiasmo. Questa gioventù è soltanto una questione anagrafica o è una gioventù del cuore? Il Papa intanto guarda ai giovani come i giovani anagraficamente parlando, quindi a tutti coloro che sono nel periodo in cui stanno compiendo le scelte fondamentali, ecco, della vita, ma credo anche che il Vangelo porti freschezza e entusiasmo a tutti. La giornata missionaria mondiale cade la domenica 21 di ottobre. In diocesi la veglia sabato sera quest'anno nella chiesa di San Marziano di Carasco, su quale tema? Abbiamo pensato, visto che Don Paolo Bacigalupo è ritornato da un anno dalla missione di Cuba, che ci offra un po' la possibilità di riflettere su come la missione, la nostra missione per esempio diocesana, può portare un beneficio, può illuminare la vita della nostra Chiesa qui a Chiavari, anche perché è bello che la missione diventi un rapporto reciproco, ecco, di arricchimento, non solo noi che andiamo per sostenere, annunciare e riconoscere, aiutare la gente a riconoscere la presenza di Dio, ma che diventi anche un'occasione per riscoprire noi quali sono gli elementi essenziali che danno vita alla nostra Chiesa. Come sarà organizzata la veglia di preghiera? Sarà appunto un ascolto della parola di Dio, poi l'ascolto della riflessione di Don Paolo e poi un invio ad essere missionari portatori della lieta notizia nei luoghi dove viviamo. Telepace riprenderà la veglia missionaria diocesana, dopodiché la ritrasmetteremo integralmente domenica sera alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Una sintesi invece sarà proposta nello spazio della rubrica Missione Mondo mercoledì in prima serata, sempre su Telepace 1. E adesso veniamo all'ufficio pellegrinaggi della nostra diocesi, che è in grande fermento. Da una parte un pellegrinaggio che è in corso e un altro invece per il quale è stato prorogato il termine per iscriversi. Iniziamo allora dal pellegrinaggio in corso, che è quello in Giappone, una realtà dove i cristiani sono la minoranza, tuttavia la forza, la tenacia degli abitanti sta colpendo e sorprendendo i partecipanti al pellegrinaggio. Il servizio è di Cristina Oneto. Giro di boa per il pellegrinaggio diocesano in Giappone. Il gruppo, partito venerdì scorso dall'Italia, sta trascorrendo giornate intense nei principali centri del paese nipponico: Kyoto, Osaka, Nara, Fujiyama, Tokyo. Nella capitale i pellegrini hanno partecipato alla messa celebrata in cattedrale dal parroco. Il cristianesimo in Giappone è una religione minoritaria. Introdotto nel 1549, i fedeli giapponesi hanno avuto un cammino travagliato. 100 anni dopo la sua introduzione, il cristianesimo fu proibito in paese e i cristiani dovettero abbandonare il Giappone per professare la loro fede. Alcuni però rimasero qui e 150 anni fa si ricompose la comunità cristiana. Oggi i cristiani nella penisola sono circa 400.000, 800 i sacerdoti che portano avanti il cammino pastorale. L'evangelizzazione tramite la catechesi si svolge principalmente nelle chiese giapponesi, mai al di fuori. L'impegno inoltre è nella realizzazione di scuole, ospedali e case di riposo ispirate ai principi cristiani. Per i pellegrini un'esperienza coinvolgente, con una realtà molto diversa dalla nostra e tenace nel portare avanti il proprio impegno e il proprio cammino. È una capacità secondo me che si vede sia nelle grandi situazioni che nella vita quotidiana. Ad esempio dove sono state gettate le bombe atomiche durante la guerra mondiale, loro comunque non ne parlano, lo nascondono un po', perché lì si può comunque ancora vivere, si possono mangiare i pomodori, si possono ancora fare le cose. Io sono rimasto particolarmente colpito dall'idea che hanno il popolo giapponese di lavorare in gruppo e di comunità per rendere il Giappone un luogo di elevata spiritualità e bello da vedere agli occhi di chi viene da fuori. Non possiamo esimerci dal chiedere
al nostro amico Gianni se si mangia bene in Giappone. Sì. Tante cose, piccole vacanze. Dicevamo la meta di Capodanno, appunto la Terra Santa, ci sono già numerosi iscritti e dunque il termine per poter aderire è stato prorogato sino alla fine del mese. Sentiamo Don Fabio Mazzino. In vista del Capodanno in Terra Santa si sono prorogate le iscrizioni. Sì, abbiamo avuto un po' con sorpresa, visto anche però il periodo favorevole era anche giustificata questa sorpresa, cioè che sono andati bruciati letteralmente tutti i posti disponibili, anzi sforando il limite, e quindi siamo ancora in tempo, sono riuscito ad ottenerne diversi altri e quindi abbiamo prorogato le iscrizioni fino a fine mese o comunque fino a quando i posti saranno liberi. Come si può effettuare l'iscrizione? Direttamente qui in Curia, al martedì e al giovedì, tra le 10:30 e mezzogiorno sono presente per accogliere tutte le iscrizioni. Qual è il senso del viaggio in Terra Santa? È una domanda abbastanza complessa, nel senso che sono diversi i punti sono dei doni che riceviamo. Essenzialmente, se mi dici così, credo che sia da raccogliere una differenza profonda tra il vagabondare, cioè quando tu vai e percepisci anche un certo senso di libertà che può essere piacevole o spiacevole, però non hai un orientamento, una direzione precisa, e il pellegrinaggio, dove invece sei chiamato a soffermarti, ad entrare in profondità e quindi a raccogliere quello che è il segreto del luogo in cui sei. E vorrei dire che quello non è soltanto un per cosa, che cosa vai a vedere, ma è un per chi incontri il mistero santo di Dio. Il pellegrinaggio a chi è rivolto? Ma l'unicità di questo pellegrinaggio è dovuto anche al periodo, e quindi può abbracciare e raccogliere soprattutto i ragazzi, chi è nel mondo della scuola, quindi anche i genitori, gli insegnanti. Siamo in un periodo festivo e per questo possiamo anche dire che non si tratta soltanto di ripercorrere un itinerario classico della Terra Santa, quanto piuttosto quello di incontrare delle persone significative. Infatti incontriamo il custode di Terra Santa, le nostre sorelle gianelline, delle situazioni anche di povertà e di solidarietà, i bambini orfani di Nazareth, insomma diverse situazioni in cui entriamo a contatto diretto con dei testimoni. Credo che questo sia particolarmente appetibile per un mondo giovanile e per chi insomma ha curiosità e voglia di capire. Per chi volesse conoscere il programma e i dettagli più pratici, come si fa? O venendo qui direttamente posso rispondere a qualsiasi domanda di questo genere, oppure anche sul sito dei pellegrinaggi diocesani, che sono pellegrinaggidiocesidi.it. Stiamo per concludere, diamo uno sguardo agli appuntamenti per i prossimi giorni. Intanto domani sera, lo abbiamo detto, la veglia diocesana missionaria nella chiesa di San Marziano di Carasco alle 21. Mentre domenica, sempre a Carasco, alle ore 10, ci sarà la messa per il raduno delle confraternite presieduta dal Vescovo. Il nostro Vescovo poi nel pomeriggio alle 15:30 della domenica nella cattedrale di San Lorenzo parteciperà alla messa che viene celebrata per il giubileo della cattedrale genovese. E ora diamo uno sguardo ai prossimi giorni. Venerdì 26 ottobre, 17ª giornata del dialogo cristiano-islamico sul tema il valore del luogo di culto, esperienza di Dio e incontro tra gli uomini. Venerdì prossimo alle ore 21 a Rapallo, nel Salone di Casa della Gioventù, questo incontro che è pubblico, interverranno Paolo Naso, docente di scienza politica e coordinatore del Master in Religioni e Mediazione Culturale all'Università La Sapienza di Roma. E poi Alfredo Maiolese Faisal, presidente dell'Alleanza Islamica Europea, modererà il pastore Martin Ibarra, pastore delle chiese evangeliche di Chiavari e Rapallo. Ci sarà poi un secondo momento, sabato 27 alle 10, un incontro di conoscenza e scambio tra giovani cristiani e musulmani, seguirà il pranzo insieme a base di couscous. Sempre il 26 ottobre, venerdì alle ore 21, alla Società Economica di Chiavari ci sarà un incontro sul tema ascolto e relazione. A parlarne Roberto Franchini, docente dell'Università Cattolica di Brescia.
E infine diamo uno sguardo al prossimo mese, a novembre, quando si terrà un momento di ritiro per giovani studenti e lavoratori. Il titolo: Venite in disparte e riposatevi un po', tratto dal Vangelo di Marco. L'appuntamento è dal 16 al 18 novembre a Rapallo, dalle suore orsoline. Si tratta di un momento di incontro, ascolto e preghiera per i giovani dai 18 anni. È già il momento però di iscriversi. Siamo giunti in conclusione, grazie per averci seguito, vi do appuntamento a venerdì prossimo. Buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci.